told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Ciao a tutti! Ciao! Questo weekend, ponte del 2 giugno, siamo venuti all'agricampeggio che vedete alle mie spalle. Il suo nome è Pane e Bellezza, un agricampeggio favoloso in provincia di Padova. Vi lasciamo comunque posizione e tutto, vi portiamo ora a vederlo perché merita una roba mostruosa. Se passate di qua fermatevi, è bellissimo. Quindi a fra poco. L'area camper è questa qua. Mi sembra ci siano 8 piazzole camper o tenda, si può venire anche in tenda. Per chi non possedesse nessuna delle due ci sono 3 soluzioni di bungalow, se così vogliamo chiamarli, interessantissime. Ora entriamo a vedere. Qui a sinistra c'è l'entrata per andare verso le piazzole, il camper. Mentre quella casetta rossa là si trovano le docce, i bagni e la zona carico e scarico per il camper e i lavatoi. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Noi abbiamo scelto di metterci all'ombra dei piedi marittimi con il nostro vecchione e devo dire che si sta molto bene, ventilato, con gli animali di fianco. Sta bene? Da Dio, davvero, passateci qua. In questa fattoria si possono acquistare vari prodotti, fra cui miele, erbe officinali e uova fresche di giornata. Noi abbiamo preso le uova, quindi stamattina crepe. Dove ci sono i bagni e le docce c'è uno spazio comune con macchinetta del caffè o si può farsi un infuso a pagamento ovviamente,
Noi per esempio siamo partiti senza caffè, ci siamo accorti per strada e quindi è stata una grazia perché ci ha salvato un po' la voglia di caffè, insomma. Oscar e Giovanna, i titolari, sono di una gentilezza estrema e disponibilissimi. Si sono preoccupati di prestarci una bici elettrica per andare in paese a prenderci il caffè, visto che ci serve, o farci un po' di spese, insomma. Il paese dista 2,5 km ed è tutta ciclabile, quindi adesso prenderò la bici che mi è stata gentilmente prestata e andrò a fare la spesa. Oggi pomeriggio andremo con Giacomo o Giovanna a visitare lo spazio dove tengo gli animali. Non vediamo l'ora, deve essere bellissimo. Ci sono asini, ci sono mucche, ci sono alpaca, ci sono tacchini, galli, insomma c'è un po' di tutto. Pavoni. Api. Ma adesso vi facciamo vedere una chicca che c'è qui proprio di fianco al camper nostro, che è una figata mostruosa. Nascosta. Quindi un attimo che arriviamo. Siamo su una casa su un albero, non siamo mai stati in 30 anni di vita. È bellissimo! E se ci divertiamo noi, figurati i bambini, quindi se avete bambini da portare qui è una gioia infinita. Stupendo. Bene, giunti al termine di questo stupendo weekend, ci riserviamo di consigliarvi questo posto assolutamente. Con tutto il cuore ve lo consigliamo. Se dovete ricaricare le pile, se volete un weekend di tranquillità. Relax, pace, natura, animali.
è il posto adatto. Se avete dei bambini, consigliatissimo, perché comunque fa una fattoria didattica, tutti i percorsi con gli animali, le varie cose che fanno qua, comunque lo consigliamo vivamente. Un ringraziamento speciale a tutta la famiglia per l'ospitalità e la gentilezza e la passione che mettono nel loro lavoro. Niente, noi ci facciamo un aperitivo, poi cena e domani mattina si ritorna verso casa. Ci si vede al prossimo video, quindi ciao!